particolare, che lui non riusciva a piangere perché non conosceva il meccanismo del pianto. Luca Napolitano. Buonasera alla commissione, buonasera ragazzi, ciao Latina. Sono passati 3 anni, sei diventato grande? Grande. Vediamo com'eri. Luca Napolitano, vengo da Saviano in provincia di Napoli, ho 22 anni. Nella scheda tu scrivi non so piangere. Vero. Mi spieghi cosa vuol dire? Che ho pianto una volta nella mia vita quando è stato male papà. Poi non ho più pianto, ma mi rendevo conto che non sapevo piangere. Cioè non so attivare proprio il meccanismo per piangere. Cioè non c'avevo proprio la spina. Un cantante, Luca Napolitano. Sei stato ammesso, Luca. Luca con Vai per me è già da disco. È la prima volta che ti vedo emozionato. Pure io. Qua ti voglio in sfida perché vorrei sentirti più spesso cantare. Vado. Vuoi fare la sfida? Direi sicuramente Luca. Dal momento in cui ho cominciato a seguire per gli stage, io ho detto voglio lavorare con Luca. Io non ti scambierei con nessuno in questo momento, sappilo. Voi siete ufficialmente in finale. Ti ha colpito sicuramente per il suo modo di cantare, ma anche per la sua personalità, pensiamo che possa avere un buon futuro. Luca Napolitano. Volevo dire che tornare qua, cioè il cuore ha fatto un battito solo. Ma quale senso abbiamo noi? Grazie. Complimenti Luca, te lo sei meritato. È un bel esempio di come si esce da questo programma e si fa carriera da soli. Complimenti. Mentre andava all'RVM non l'avete sentito, lui mi ha detto mi tremano le gambe. Allora è uscito sul nuovo CD, si chiama Fino a 3, Fino a 3 e canti? e canto un tradimento. Tra l'altro esce in Svizzera, in Germania e in Austria. Tradimento? Tradimento e bugiardo. Cantiamo. Un giorno sì, un giorno no, cantiamo. Luca Napolitano. Guardami piccola, tutto si sistemerà. Che cosa vuoi che sia? È solo un'altra malattia curabile, credimi piccola. Qualcosa dentro me non va, si accesa un'altra spia, si quadra della mia follia. Di me non mi chiedere perché, chiudi gli occhi e contatti a me. Sarò perfetto come piace a te, sofisticato e caldo come te, niente più follie né manie di grandezza, e d'ora in poi solo di sabato ti tradirò.
fino a 3, lo facciamo vedere. Mi sa che prima mi hai detto, io non l'ho capita. No. Giustamente ho detto cosa canti? Canto il tradimento. E io sapevo che cantasse fino a 3, dicevo ma ha cambiato in corsa. Invece perché fino a 3 parla di tradimento. Solo di sabato. Cioè io sono come la Celentano, faccio parte del passato e non capisco. Come si chiama il pezzo che hai cantato? Fino a 3. Ok, fino a 3. Grazie Luca, bocca al lupo. Grazie. Ok, allora, giuria ragazzi, veniamo qua.